Continua a far discutere su più fronti il caso delle infiltrazioni mafiose a Eraclea, che vede imputate a processo 75 persone e il rischio dello scioglimento del comune, primo caso in Veneto. L'ultimo fronte riguarda la costituzione delle parti civili, tra le quali dovrebbero figurare, in fase di apertura del dibattimento, anche la Regione del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e il comune di Eraclea. Non lo faranno invece le associazioni di categoria, tra le quali anche Ascom Confcommercio. Beh, noi non vogliamo costituirci parte civile, primo perché non ne abbiamo neanche titolo, perché non è un danno diretto all'associazione, ma eventualmente a degli imprenditori. Quindi probabilmente verrebbe anche rigettato, non accettato. Quindi perderemo tempo per niente. Poi è corretto a mio avviso che la Regione si sia costituita parte civile perché rappresenta l'immagine di un'intera città e di tutti i cittadini, mentre tutte le altre associazioni, non solo Confcommercio che rappresenta il commercio e gli alberghi, ma anche l'artigianato, l'industria, l'agricoltura, nessuno si costituisce parte civile. Questo non vuol dire che manca l'impegno da parte nostra contro queste infiltrazioni mafiose. Siamo tutti concordi che la legge deve fare il suo corso e devono il più velocemente possibile e le pene devono essere il più severe possibili e solo così il territorio può rispondere a queste infiltrazioni mafiose e malavitose. In questo momento c'è gente che getta fango a destra e a manca quasi perché trova soddisfazione o vorrebbe che ci fosse del marcio. Io invece dico la stragrande maggioranza dell'imprenditoria e dei cittadini sono persone sane e corrette e non bisogna buttare fango su queste. Già di per sé la località con il presunto scioglimento, perché ancora si sta dibattendo del comune, creerebbe un'immagine veramente difficile per il turismo e per l'imprenditoria, ma ricordo a qualcuno che se l'imprenditoria va male non ci sono neanche i posti di lavoro, quindi tutelare l'immagine vuol dire tutelare anche il cittadino e il lavoratore.